Pronti via, l'appuntamento più importante della stagione giovanile della corsa campestre è alle porte. Sabato 19 e domenica 20 marzo a Marostica e Nove è in programma una doppia grande rassegna tricolore. La finale nazionale di giochi sportivi studenteschi assieme ai campionati italiani cadetti per regioni. Un'idea che ha avuto la federazione collaborando con il Ministero e con il CONI per tornare a dar vita a questa manifestazione che difficoltà economiche avevano obbligato a eliminare. Quindi è un momento molto importante che vedrà rappresentato qui a Nove e a Marostica vedranno tutte le regioni italiane e avremo più di 800 atleti dai 14 ai 17 anni. Siamo una delle pochissime federazioni che sono riuscite, sia dal punto di vista politico e economico, a organizzare questo evento qua. Era chiaro che per noi non dovevamo sbagliare, nemmeno la scelta. E io mi sono fatto carico un po' di spingere naturalmente verso la mia regione, la regione di appartenenza, conoscendo bene il come e il perché si organizzano certe manifestazioni. E quindi Veneto nella maniera più assoluta, garanzia di progettualità e anche agonistica. All'interno del comitato organizzatore alla nostra società è stato dato l'incarico di sviluppare tutte quelle che sono le problematiche tecniche, quindi disegno del percorso, allestimento del percorso e tutta quella che è la logistica, le infrastrutture da piazzare sul percorso di gara. Non è stato assolutamente difficile dal punto di vista ambientale perché la zona si presta in maniera ottimale a disegnare un percorso di questo genere. Quel che è stato difficile è cercare di mantenere la gara vicino alla zona dove ci saranno premiazioni e pubblico in modo che la gara stessa sia visibile in tutta la sua interezza da parte di tutto il pubblico. Il futuro della corsa campestre farà passerella nel Vicentino. I campioni azzurri di domani affronteranno un primo significativo banco di prova, andandosi a sfidare domenica 20 marzo sullo spettacolare percorso ricavato a Nove nell'area golenale del fiume Brenta. E Nove sarà ancora più protagonista, coppe in ceramica locale e medaglie prodotte dai ragazzi del liceo artistico. Coinvolgiamo la comunità attraverso esattamente quello che è la nostra tradizione, che è la ceramica, e quindi attraverso un'azienda importante nel nostro paese, ma anche attraverso il liceo artistico. I ragazzi che verranno a questa manifestazione sono un po' l'eccellenza di tutta l'attività sportiva scolastica fatta nelle scuole di base, in cui saranno presenti sia ragazzi che hanno già corso campestre con la federazione, ma anche ragazzi che fanno altre discipline sportive, quali lo sci di fondo, il ciclismo e altre cose. E infatti l'attività della corsa campestre è attività proprio aerobica muscolare, la preeminenza sull'aspetto tecnico della manifestazione. Il sipario sulla finale nazionale di giochi sportivi studenteschi e sui campionati italiani cadetti per regioni si alzerà sabato 19 marzo alle 18, quando Marostica ospiterà la cerimonia di apertura della rassegna. Il cuore della città degli scacchi accoglierà le rappresentative provenienti da ogni parte d'Italia, offrendo il suo volto più classico e spettacolare. È una manifestazione molto importante che sicuramente dà lustro al nostro territorio. Noi ci tenevamo in modo particolare, ma soprattutto la cerimonia di apertura farla nella nostra prestigiosa piazza degli scacchi, che è molto conosciuta in tutto il mondo, ma anche una cornice stupenda per aprire questa grande manifestazione.